Buongiorno, siamo all'interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre, più precisamente a Rimaggiore. Qui con me c'è Heidi, che ci racconterà un po' la sua storia. Allora Heidi, chi sei? Di che cosa ti occupi? Cosa fai? Sì, io diciamo che principalmente sono un viticoltore qua dalle Cinque Terre e la storia insomma ormai comincia a partire da lontano, perché quest'anno come cantina spegniamo le 20 candeline, anche se poi in realtà la nostra storia arriva da molto prima, che a 16 anni quasi per gioco ho iniziato a ricostruire il primo muretto a secco e da lì poi non ci siamo più fermati. Mi è sempre piaciuta la terra, lavori manuali, quindi da lì abbiamo iniziato a recuperare dei terrazzamenti vicini che erano tutti abbandonati, a ripiantare la vigna, recuperare le antiche varietà e poi così, sembrava quasi per scherzo, nel 2004 ho conosciuto una persona che era un produttore che apriva qua alle Cinque Terre una sua cantina e praticamente si è offerto per farmi da maestro e abbiamo iniziato questa collaborazione per cui per i primi 3 anni ho prodotto da lui nella sua cantina, dove mi ha spiegato l'ABC del vino. E da lì è stato un po' un rincorrere, alla fine una scommessa, perché comunque erano gli anni dove l'abbandono era normale, cioè era più facile abbandonare, poi qui prendeva via il turismo, quindi le persone preferivano fare l'affittacamere che andare in campagna, ecco, quindi era il momento in cui veramente sulla terra non ci si sarebbe scommesso niente, invece avevamo fatto questa scommessa di vedere se ancora oggi in un terreno del genere si poteva vivere di agricoltura. E quindi ci abbiamo messo parecchio, perché ci abbiamo messo 12 anni, però alla fine dal 2016 che faccio il contadino a tempo pieno e una volta tolto l'altro lavoro praticamente ho dato un po' sfogo a quello che potevo, nel senso che abbiamo creato dei progetti in collaborazione con alcune mamme del posto, intanto per insegnare ai bambini, perché poi se uno ci pensa, i bambini, cioè la mia generazione è quella che ha avuto i nonni ancora contadini e quindi anche se non ti piaceva la vigna, la cantina, la vendemmia ti toccavano e invece la generazione oggi di mio figlio ha i nonni che sono quella generazione che ha saltato il lavoro in vigna. Nel frattempo le cantine si sono trasformate in monolocali, negozi, affittacamere e quindi cioè, i bambini di oggi non sanno veramente le nostre origini. Fortunatamente abbiamo trovato questo gruppo di mamme che invece aveva piacere che i bambini facessero un po' un passo indietro, quindi abbiamo creato questo gruppetto che il primo anno sono stati 13 bambini e poi il passaparola al quarto anno, che è questo, ce ne siamo trovati 41, ecco, quindi abbiamo su in vigna un bel campetto scuola molto colorato, con i pali a vigna fatti a pastello, quindi una cosa dove insegniamo praticamente un anno di vigna. E sono molto entusiasti quando sono lì, ecco. Dall'altra parte invece, rimanendo un po' in un'ottica un po' più legata al sociale, stiamo facendo un percorso per alcuni ragazzi migranti che poi vivono qua a Spezia nelle strutture e stiamo recuperando una collina proprio nell'accesso qua al paese e lì da un lato facciamo un recupero di territorio, dall'altro invece facciamo una formazione, perché comunque abbiamo difficoltà a trovare dei ragazzi che vogliono venire a lavorare qua. Perché sicuramente è un lavoro che dà molte soddisfazioni, ma anche un lavoro di tanto sacrificio, non è così semplice. No, indubbiamente qui già siamo all'estremo come territorio, figuriamoci poi andare a pensare alla lavorazione, cioè tutto a mano, tutto in spalla, tutto che passa, cioè è fatica, questo io lo capisco. Però è anche vero che almeno per come sono fatto io preferisco, una vita del genere piuttosto che stare magari in un cantiere a respirare chissà cosa, ecco. Quindi stiamo facendo questo percorso, abbiamo già trovato lavoro a più di 5 ragazzi nell'ultimo anno e mezzo e stiamo andando avanti su questa linea. E poi proprio invece in questi giorni stiamo finendo di scrivere un nuovo progetto per chi ha avuto problemi con la giustizia, quindi chi magari si trova ancora in galera o comunque ne è appena uscito,
perché uno poi capisce che ci sono persone che diciamo così, lo fanno perché sanno cosa stanno facendo, sono persone che a volte si trovano in mezzo senza capire in realtà cosa stanno facendo, e poi quando ti succede una cosa del genere ti trovi tutte le porte chiuse. Ecco, quindi per chi avrà voglia di fare un riscatto, stiamo cercando di lavorare anche su questa linea qua. Ed è una cosa bellissima. E invece per quanto riguarda il territorio, quanto conta? Tu sei nato qui, sei di Rio Maggiore, di conseguenza quanto conta per te il territorio poi nei prodotti che vai a vendere, vai a fare? Noi il territorio l'abbiamo messo davanti a tutto, cioè io ho sempre detto che i miei vini sono l'immagine del territorio e dell'annata climatica che ho prodotto, ecco, quindi per noi, cioè, questa unicità che abbiamo tutto attorno è una cosa che va salvata assolutamente, cioè, se oggi vengono a visitare le Cinque Terre per 10 mesi l'anno, perché poi alla fine la stagione è quella, si sta allungando, cioè non è che vengono qua per il mare, vengono qua per l'unicità del territorio, ecco. E quindi lì bisogna veramente capire che il patrimonio che ci hanno lasciato i nostri nonni non può andare via. Abbiamo già perso il 90% del nostro territorio, perché i dati lo dicono, perché negli anni 60 solo le Cinque Terre avevano 1200 ettari di vigna. Oggi, per darti un'idea, ce n'ha 1250 tutta la regione Liguria. Pensa cosa eravamo, voglio dire, e quando vedi delle foto degli anni 60-70 un po' ti si stringe il cuore, no? Perché poi oggi alla fin fine fortunatamente è nato un movimento di consumo del vino molto più attento, cioè quindi non c'è più quello che basta bere e va bene così, c'è un movimento, e tra l'altro parte soprattutto dai ragazzi giovani che vogliono sapere effettivamente cosa stanno bevendo. E quindi hai una tua nicchia di mercato sicura. Oggi poi tutta la problematica ce l'hai proprio nel recupero del territorio, nel prendere nuovi terreni, migliaia di problemi, però insomma ora a distanza di tanti anni la nostra è un'azienda ormai formata e ogni tanto cerchiamo ancora di prendere qualche punto proprio vicinissimo al mare, o comunque dei punti particolari, e penso che siamo riusciti a dare una bella impronta del territorio, ecco, perché negli ultimi anni comunque i vini liguri, i vini anche della nostra azienda sono usciti tanto sia a livello nazionale che a livello internazionale. Perfetto, tu mi parli di vino, ma so anche che fai altri prodotti. Per esempio, che cosa puoi proporre, diciamo, a un turista o una persona che ha voglia di conoscere questo territorio? Che cosa puoi proporre tu con i tuoi prodotti? Ma siamo andati comunque un po', la nostra filosofia è sempre stata quella di lavorare su un discorso proprio di, con un'unione tra insetti, tra erbe, tra vigne in generale. Quindi in realtà la nostra è una vigna un po' anomala, nel senso che chi visita la nostra vigna noterà che non c'è solo vigneto, ma è una vigna che ha in ogni angolo una pianta di agrumi, che ha comunque in tutti i bordi delle piante aromatiche, che ha una ventina di famiglie di api attaccate al vigneto, ecco, e quindi di conseguenza chiaramente noi abbiamo cercato da un lato di creare però una sorta di ambiente chiuso, perché poi siamo confinanti con le rocce, quindi siamo una valle molto isolata da un punto di vista proprio generale, e quindi di conseguenza facciamo un po' di miele, facciamo delle marmellate legate agli agrumi, si fa ogni tanto, magari facciamo qualche sacchettino con le erbe aromatiche che sono ricercate. Tutto comunque a chilometro zero, lo fate voi, prodotto da voi? Sì, tutta roba che facciamo noi e che poi magari tante volte diamo anche ai ristoranti della zona, proprio perché si sta cercando comunque negli ultimi tempi di fare un lavoro legato al territorio. Di collaborazione poi con gli artigiani. E un'altra domanda che volevo farti è: qual è il prodotto che secondo te accompagna più la tua filosofia, la vostra filosofia? Se c'è un prodotto che si differenzia da altri? Ma diciamo che in linea generale, ad eccezione del rosato che sulle Cinque Terre non ci c'entra tanto, ma nato per caso, combinazione, è venuto buono e quindi lo continuiamo a fare perché è un prodotto molto richiesto. Un po' tutti i vini seguono una territorialità, perché noi andiamo a cercare di far conoscere sia per uvaggi sia per zone
i nostri vitigni principali. Chiaramente se c'è un prodotto che deve uscire fuori, lo Châteauneuf, voglio dire, cioè, lo Châteauneuf era simbolo, cioè se nella storia le Cinque Terre erano conosciute perché producevano lo Châteauneuf. E oggi oggi è partito il turismo, 1000 anni fa il turismo non c'era, ecco, perciò producevano lo Châteauneuf, che era il vino, voglio dire, delle persone importanti, erano degli scrittori, dei re, dei regnanti, dei papi, e abbiamo cercato di rifarlo nella stessa identica maniera in cui lo facevano una volta, quindi una sgranatura manuale, acino per acino. Tra l'altro in quei momenti ci aiutano ancora le persone anziane del paese, che sono persone che sanno benissimo cosa deve entrare, cosa deve essere tolto. La pigiatura viene fatta da mio figlio, perché ci hanno sempre spiegato che era il lavoro che facevano i bimbi, e quindi rompevano meno semi, quindi c'era una meno cessione di tannini, ecco. E poi stessa identica maniera abbiamo riportato i legni della tradizione in cantina, e quindi più facciamo delle innovazioni, perché comunque andiamo a usare le anfore di terracotta, andiamo a usare le ceramiche, addirittura ora ci siamo buttati a fare come si dice, dei miglioramenti, o comunque l'intento è quello, facendo affinare il vino sotto il mare, quindi anche quelle sono cose. Sì, mi sembra di capire che ci sia molta tradizione ma anche molta innovazione, molta voglia di fare e molta voglia di scoprire delle cose nuove per proporre poi anche alle persone. E in un prossimo futuro, tra qui a 10 anni, che cosa ti auguri, che cosa auguri alla tua azienda? La mia azienda è di andare avanti così. Quello sicuramente, penso che insomma siamo stati, voglio dire, anche l'anno scorso, cioè, la nostra filosofia è uscita fuori, siamo stati premiati direttamente dallo Slow Food come la migliore azienda italiana per un'agricoltura etica, quindi comunque un rispetto ambientale, il fatto di non aver mai voluto prendere scorciatoie, e quindi all'azienda auguro solo di andare avanti così. Mi piacerebbe, io l'ho sempre detto, io sono uno che sogna 100 cantine alle Cinque Terre. Uno dice ma ti porti a casa altri che producono vino? Io dico sì, guarda, perché se più cantine apriamo più territorio recuperiamo, e più territorio recuperiamo più siamo tranquilli tutti, perché soprattutto le zone tutto attorno al paese sono quelle che prima di tutto devono essere messe in sicurezza E salvaguardate. Esatto, poi si vede, cioè quello che è successo a Monterosso e Vernazza nel 2011 è un po' uno specchietto, perché poi fondamentalmente le zone che erano coltivate hanno avuto danni ma nettamente inferiori rispetto alle zone che non erano coltivate, che poi sono folklorate. Certo. E sempre per quanto riguarda uno sguardo, diciamo, verso il futuro, con la tecnologia, internet, siti web, siete aggiornati? Se una persona volesse comprare un vostro prodotto dall'altra parte del mondo lo può fare? Ma noi abbiamo usato, chiaramente, perché l'unica cosa che un'azienda come la mia non può fare è marketing, ecco, quindi noi ci siamo totalmente buttati sul marketing gratuito che ti danno i social, e quindi li siamo molto seguiti e molto conosciuti. E tra l'altro mi ha fatto anche piacere, perché proprio ieri ho rivisto una persona che non vedevo da anni, mi dice guarda, grazie per il lavoro che fai. Ho detto perché per chi fa, lei è una giornalista, e dice per chi fa il mio lavoro io non posso essere a contatto con tutti ogni momento, ma ha detto tu fai veramente un lavoro minuzioso sui social che ci porta a sapere tutto quello che stai facendo, ecco. Quindi quello è una cosa che è stata recepita bene. Sul sito stiamo lavorando adesso, però le nostre bottiglie sono in tutti i siti più di e-commerce più famosi qua in Italia, quindi su quello siamo piazzati bene. Chiaramente in più stiamo usando veramente la tecnologia ultima per andare a fare un'agricoltura di precisione, perché per dire la mia vigna, che è una zona talmente chiusa dove addirittura i cellulari non prendono, e per questo che sono sempre rintracciabile, e abbiamo dovuto fare comunque, per una questione anche legata alla sicurezza che non si sa mai, una copertura col wifi. Avendo la copertura col wifi ci siamo aperti, perché ora abbiamo tutta una serie di sensori piazzati dentro la vigna, dove io direttamente dal cellulare al mattino in tempo reale
mi guardo lo stato proprio della vigna e quindi vai a fare i trattamenti solo nel momento in cui c'è bisogno. Ecco, incappassi in un mese di diciamo, aria secca, sole, senza umidità, con i dati che ti vengono dati in temporale per evitare di fare dei trattamenti inutili. Certo. E quindi vai a trattare, quindi vai a usare, seppur prodotti biologici, comunque li vai a usare solo nel momento in cui c'è bisogno. Quindi penso che nel nostro piccolo, perché poi chiaramente più sei grande più puoi fare cose, ci sono dei trattori ormai che vanno a sfiorare la pianta, quindi la puliscono fino a sfiorarla, poi ci passano tutto attorno e non lasciano niente, così qua. Noi i trattori non li possiamo usare, però fin dove può arrivare la tecnologia da noi la possiamo Voi ce la mettete tutta, assolutamente. Allora ti ringrazio moltissimo sia per aver raccontato la tua storia, sia per la tua filosofia, che mi sembra una filosofia con uno sguardo sempre verso il futuro, ma con i piedi ben piantati a terra nel passato e nella tradizione, ed è meravigliosa, e grazie mille. Grazie a te.